Lei, deputato nazionale, sequestra lo stipendio di 6.896 euro al compagno vicepresidente e assessore della regione Sicilia. Protagonisti Giusy Bartolozzi, magistrato in aspettativa, eletto il 4 marzo attraverso una candidatura blindata in Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Gaetano Armà, avvocato amministrativista che occupa un posto di tutto rilievo su indicazione esplicita e irremovibile di Silvio Berlusconi ad assessore al bilancio e vicepresidente. Armao nei prossimi 22 mesi non riceverà un solo euro di stipendio e, considerato che con la nomina da assessore aveva deciso di sospendersi dalla professione di avvocato che gli permetteva di dichiarare un reddito di 360.000 euro, rischia di non percepire il reddito per quasi 2 anni. L'intera somma andrà alla sua compagna Giusy Bartolozzi, che ha chiesto e ottenuto il pignoramento dello stipendio allo scopo di recuperare un credito di 150.000 euro. Ma nessuna rottura dopo l'ordinanza del giudice per le esecuzioni del Tribunale di Palermo che notifica il pignoramento. La coppia continua a vivere felice e in piena e totale armonia. Il sequestro dello stipendio chiesto e ottenuto dalla sua compagna per Armao riguarda l'invalicabile sfera dei fatti personali, un fatto su cui non intende dare spiegazioni. Ma l'opinione pubblica sa bene che lui è separato dalla prima moglie, alla quale, non avendo più uno stipendio, difficilmente potrà corrispondere l'assegno pattuito per il mantenimento della figlia. Così l'azione giudiziaria intentata da Giusy Bartolozzi, sua compagna di vita a tutti gli effetti, è rimbalzata immediatamente sul terreno della politica, con un dibattito che chiama in causa direttamente Nello Musumeci, il presidente della regione, che ha fatto del suo indiscusso rigore morale il tema centrale della propria campagna elettorale e del proprio governo.